amici di Generazione Non Stop, eccomi di nuovo qua. Questa volta mi trovo a Ravanusa, sempre in provincia di Agrigento e sempre in cerca di detti e proverbi siciliani. Ma seguite, ma andiamo. Sciuritti tutto l'anno. Proverbi siciliani, detti. È che noi non manco saccio come mi chiamo. Come come chiamano con proverbio? L'ho detto? Sì, siamo decisi. 3, 33, questo loro tesoro. Com'è che traduco? Traduci tu. Proverbi ne sa lei? Polemiche. Proverbi. E che balla c'è la langa? Come? Com'è? A bella anche. Perché è un po' più che la mantolecchi. Io mi chiamo Luigi, Si chiama Luigi? Poi Luigi Vasapolle, Vasapollo. di Ravanusa. Del Ravanusa. Complimenti. Io mi chiamo Stefano. 238, Piacere. 238. Proverbi ne sa? No, non so niente. Ah, si è presentato solamente Niente. al provino, si è presentato per casomai proveniamo per Generazione Non Stop e gli facciamo fare qualcosa. Luparrino, Luparrino, sì. dice la messa, però non è convessa. Perché disse, o mondo, o mistero, di prete a Roma, di vu a Berlino, come può nascere Gesù bambino? Allora, cominciamo da capo perché veramente tanto assai lo capivo, quindi manco posso tradurlo. O mondo, O mondo, o mistero, mistero. di prete a Roma, I preti a Roma. di vu a Berlino, I come buoi nasce a Berlino, come nasce un bambino? Come nasce il bambino? Come nasce un bambino? È nato a Betlemme il bambino. A Betlemme, sì, e perché si nasce a Berlino? Come a Berlino? Che c'è già Berlino? A Berlino, no, io nasce a Berlino, A Berlino generalmente Berlino. Signor Salvatore, un problema me lo dice? Avanti. Avanti. Sì. Forse. Mi dissero che sei un poeta buono, sia temporaneo che di tavolino, e ti voglio provare senza suono né di chitarra né di mandolino. Dimmi qual è il frutto verde rosso, che verde rosso ti fotte lo musso. Che verde rosso ti fotte lo muso. E qual è il suo frutto? Pepe Spezio. O pepe spiezio? Peperoncino? Continuo la tua misura. E camminando questamente bosso, e di sporpare te lo dogno nostro. Lo pepe spezio, verde, rosso, siamo tutti, ti fotterà il musto di sicuro. A quanto pare è il peperoncino, tutto incentrato sul peperoncino che veramente brucia la bocca. 3 pulcine andando a spasso, incontrando una volpe, che venendo passo passo leggecchiava il suo giornale. Buonasera signorina, dissero subito i pulcini. Oh salute miei carini, è bello che si fa. Già che mamma è andata fuori, siamo usciti dal pollaio. Vogliamo fare un po' di signore con l'andare di qua e di là. Bravi per davvero, voglio stringervi la mano. E dicendo sempre so, glu, se ne mangiò. Chiù? La volpe. La volpe si mangia budicine? Bene. Come si chiama intanto? Intanto Carmielo. Carmina, un proverbio, sa? Come? Un proverbio siciliano, sa? Un proverbio. Che tanto proverbio sacco. Uno, me ne dica uno. Uno, nel momento mi sono dimenticato, non ci penso. Come no? Manco uno. Ma come mai? Come mai? È un sogno del Caio. Di dire? 4 fila da iena, 4 filo di Iena, sì. una foglia della pazzo. Da suora ci vende la e ci vende lo qua. Che cos'è? È la porta che si rapiva anticamente con le chiavi grossa. Sì. Ho capito, c'è bisogno di fare cose lunghe per fare... Camminando, me la vai un maneanno. Sì, ho il ciparrino io. E che significa? Io ne ho uno papa, zio. E intanto come si chiama? Io non mi chiamo, mi chiamano gli altri. a me. Come lo chiamano gli altri, quanto lo chiamano? Se sono lontano mi chiamano forte. Sì, sopra zia però, vicino, ci No, capiamo. è per capire. Sì, ma se lei... Sì, Sì. Se sono da lontano mi chiamano forte, da vicino piano. Ho capito, la sape longa lei, ma no? Diciamo. Si chiama pianoforte? Lei deve comunicare pianoforte, era che si doveva far capire, ma piano, ma Piano. si comunicava forte e non si faceva capire. Ho capito, un proverbio Cosa hai come capito? Come finì con proverbio? Venne un monaco del Dabbanna, venne a fottere la tonanna, Vinno un monaco, sì? del Dabbanna, venne a fottere la tonanna, la fottè, la sta fottè, la tant'era se ne. Sto cornuto di monaco, eh? Con seminatore che seminava un frumento. Ah, quando si seminava il frumento, ho capito.
Se tu sta la pignatamente, va per remenare e non trova niente. Ne hai visto cadere i palazzacati e cavaglia buoni perdere la nuri. E lo baio ce lo disse allo murietto, che fino a che campo a fare l'ugato. Tu e tuo sorellilla, idemelo imparare come si balla. Ancora qui. Con scecchi caccia e femmine credi, l'uscio di paradiso non se ne guardi. Puoi posteggiare e scendere così a quando pare. Lo baio ce lo disse allo Merlino, che tu sei buono solo per lo chiano. Tu sei la rosa e gli lupi di cudro, tu sei la podascetta e gli sogno lucato. Cavaglia saure e femmine lussusi sono la rovina delle case. Sì, aspetta, come ti chiami almeno? Ebbene Maurizio, ciao, buona serata. Andiamo. Che buono. Lei mi chiama? Io. Poco come se viene qua. No. Indazzami sto dubbio di sta mia. Che prima si stennicchia e poi si arrogna. Tu sai che cos'è? No. È lo verme che... Lombrico. Il lombrico, che prima si innicchia e poi si arrolla. Ora è liscio. Di fuori è liscio. Dentro è pizziato, Dentro è pizziato. quello in è sporcato. Quello in è sporcato. Un cazzo. Quello non viene. Ah, e che cos'è questo invece? Un forno. O forno. Ah, che si scopolia il forno, quando scopoliava il forno. Dolocente, dopo un cente, 4 zucchero e una scopazza. Ora quando... Non lo voglio. Non lo voglio. O vuoi? Poi stava dicendo? Quando il gallo fa cucurucu, cosa dici? Cosa dici? Cosa dici? Lo sai? Non lo so, Te lo dico io. prego. Non dice niente, nemmeno canta. E che dice? Ma non si Ringrazia Dio che ha fatto le galline senza mutande. E da Ravanusa è tutto, restituisco la linea a voi studio. Allora, buonasera, senta, lei è sempre come detto che si chiama poco fa? Romano. La sigaretta perché sennò... Romano, la sigaretta. La sigaretta perché deve dirmi un altro proverbio. Perché lei ne sa... Romano. Sì, lei ne sa quanto fa, la sa lunga lei. No, non voglio allungare niente ciò. A volte ritornano, Maurizio. Dammi 50 euro e te ne dico un altro. Stasera mi vieni a curcuzzina con Pare ho visto che lei qua c'ha le mani in pasta, la salute. Perché mia moglie, mi voglio spartire con mia moglie, lo state perdere, va. Come che si la sparto questo? Aspetta, la sparto questo con lei. È perché mia moglie... E ci pensava prima, scusa. Ma fa parlare ancora. Mia moglie non aveva il laio. Leva sta minchia del gelato. O lo posso lavare.